Sono Damiana Schirru di Queen TV, ci troviamo a Brendola in provincia di Vicenza nella splendida cornice di Villa Orna, sede della Galleria Thais di antiquariato orientale cinese tibetano, dove oggi viene presentata la collezione Attrazioni emotive nell'ambito dell'evento Zael di Elisabetta Zanin. Elisabetta Zanin, autrice della collezione Attrazioni emotive, da dove nasce l'idea e l'ispirazione di questa collezione? Nasce dalla voglia di proporre un mobile cinese antico in chiave moderna, contemporanea. E lei ha impiegato dei materiali particolari per reinventare questi mobili, ce li può spiegare? Sì, ho usato oltre alla foglia oro e argento, ho usato mosaico di Trend Up, che sono dei mosaici oro, mosaico Karma e Swarovski. Mobili antichi cinesi e tibetani che riprendono vita e possono riscontrare il gusto di chi non ama propriamente l'antiquariato orientale. Sì, perché comunque c'è un'unione tra l'Oriente e l'Occidente, poi con il discorso di Marco Polo si avvicinava il discorso di Venezia all'Oriente e quindi utilizzando questi materiali, soprattutto i mosaici che vengono fatti a Venezia, direi che è stato un connubio particolare e che ha comunque un senso. Ecco, questi mobili, questi pezzi di antiquariato, lei li cerca attraverso lunghi viaggi in Oriente. Da dove nasce questa sua passione? Ma è nata così per caso, girando l'Oriente per un altro tipo di attività e poi vedendo quei mobili. Da dove nasce la sua passione per l'Oriente? Nasce dalla voglia e dalla necessità di andare in Oriente per lavoro e quindi innamorarsi di questi mobili era facile perché mi piacciono molto, li sento molto. Ecco, la Galleria Thais è una delle più importanti in Italia per l'antiquariato orientale ed è un gioiello qui incastonato a Brendola, Vicenza. Sì, la Galleria Thais nasce una decina d'anni fa e è nata così per scherzo ed ora è diventata una passione ed un'attività. Siamo con Gioachino Obrietan, titolare della Galleria Thais, che sta per partire con un gruppo di italiani e un monaco nepalese per una spedizione umanitaria in favore dell'Himalaya Aid. Partiremo lunedì 21, siamo un gruppo di 6 italiani e un monaco nepalese e andremo a fare una missione umanitaria sull'Himalaya e più precisamente partiremo da lì per arrivare poi a Padum. Saranno circa 2000 km che faremo in moto con delle Royal Enfield e andremo a portare aiuti umanitari, appunto vestiario, cibo, medicine e quant'altro a circa un centinaio di piccoli monaci tibetani. Naturalmente a questi bambini porteremo anche delle adozioni a distanza che noi abbiamo raccolto da nostri amici, parenti, associazioni qua in Italia. E queste adozioni a distanza serviranno per farli vivere meglio per un anno. Come nasce questa grande passione per l'Oriente? La passione per l'Oriente nasce dal fatto che per ragioni di lavoro io un tempo costruivo macchine utensili, ero costretto a girare il mondo e lo dovevo fare, come dire, per lavoro. Girando l'Oriente mi sono talmente appassionato e innamorato all'Oriente che ho deciso di lasciare la mia attività da imprenditore, da costruttore di macchine utensili, per dedicarmi alla ricerca di antiquariato orientale, alla ricerca di tesori nascosti dal tempo che un po' alla volta li ho portati qua a Villa Orna, oggi sede della Galleria Thais, sede anche del Museo d'Arte Orientale Obrietan e da oggi anche sede della Zael di Zanin Elisabetta. Siamo con Gianmaria Obrietan, direttore del Museo d'Arte Orientale Obrietan. Il Museo d'Arte Orientale Obrietan è il primo nel suo genere in Italia perché è un museo di arte antica dall'Oriente estremo dedicato a quello che è l'arredo e l'oggetto d'uso quotidiano degli ultimi 400 anni cinesi e tibetani. Abbiamo 5 sezioni all'interno del museo.
La prima è dedicata all'arredo e al mobile da lavoro dell'alta nobiltà cinese del 1600 e del 1700. Poi abbiamo una collezione di campane antiche, sempre cinesi con qualche esemplare tibetano, che vanno dal 1400 al secolo scorso. Abbiamo una sezione proprio dedicata a tutti gli utensili da lavoro che in Cina e in tutto l'Estremo Oriente sono stati costruiti come proprio utensili. Poi abbiamo una sezione dedicata al Vietnam, e con una stupenda collezione di ceramiche antiche del 1400 che sono state ritrovate qualche anno fa in un relitto sommerso al largo del Vietnam, nel mare cinese meridionale. Infine una sezione dedicata alla spiritualità del buddismo himalayano, quindi abbiamo oggetti e mobili antichi che provengono dal Tibet, dal Nepal, dall'India e da tutta l'area transhimalayiana a cultura buddista.